Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, Batta, napoletano, come state? Va giù, spero tutto bene. Ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con il canale WhatsApp di World of Football e il mondo del calcio, in descrizione gruppo WhatsApp. In questo video andiamo a fare vi dico la classifica giornata di Serie A. E non vi dico la mia perché sennò dura troppo il video. E ragazzi, scusate per l'assenza che ieri non sono riuscito a fare video. Vabbè, allora, partiamo subito. Pisa 15, a 15 punti ed è 20esimo, ultimo in classifica. Poi Verona 18 punti ed è 19esimo. Cremonese 18 punti. Scusate, 18esimo in classifica a 24 punti. Fiorentina 17esima con 25 punti. Scusate se guardo in basso perché tengo il foglio con tutta la classifica. Fiorentina che, piccola premessa, tra molte virgolette è uscita dalla zona retrocessione, però se fa altri 8-10 punti riesce a magari arrivare qui 14esima, 15esima. Vabbè. Poi Lecce 16esima a 27 punti, Cagliari, Torino, Cagliari e Genoa a pari punti, cioè 30 punti, e sono 15esimo, 14esimo e 13esimi. Genova 13, Cagliari 14 e Torino 15. Poi Parma 34 punti. Tra l'altro, se mi concedete una cosa, questa serie è proprio bella, perché cioè, mo dopo vi dico quanti punti sono prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, che sono tutte lì. C'è il Common Champions, per differenza reti, se non la Roma stava in Champions, cioè veramente è una cosa pazzesca sta serie. Vabbè. Parma 12esimo a 34 punti, Udinese 36 punti ed è 11esimo. Lazio 37 punti, che secondo me la Lazio ha finito il campionato, cioè la Lazio può dire vabbè vai giù, direttamente l'anno che bene, la prossima stagione ci vediamo, cioè, perché ormai è finito il suo campionato. Poi Sassuolo 38 punti ed è nono. Bologna 39 punti ed è ottavo. Settima Atalanta 46 punti, a 4 punti dalla zona Conference League occupata dalla Juve, che è sesta a 50 punti. Roma quinta a 51 punti, Como quarta a 51 punti, ve l'ho detto prima solo per differenza reti. Napoli 56 punti, Milan 60 punti che li ha conquistati grazie alla vittoria contro l'Inter, e così magari ha riaperto la corsa a scudetto, perché se il Napoli vince le prossime 10 partite sono 30 punti, 56 più 30 sono 86 punti, e se l'Inter vince solo 2 o 3 e la stessa cosa in Milan 3, magari qualcuno in più 3 o 4 o 5, Napoli può ricrederci, perché mo l'Inter ha solo big match. Inter e Roma hanno la metà di quasi la metà di queste 10 partite sono occupate da big match. Milan 60, Inter 67 punti, sono rispettivamente secondo e primo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Vi ricordo che in descrizione community di WhatsApp. Ciao, aggiù, ci vediamo in un prossimo video. Non so se faccio uscire verso le 21, 21:30 un video sul calciomercato, ma non lo so. Vedete e attivate la campanella così sapete tutto.